l'anno scolastico 21-22 sarà un altro anno di sfida. Io come aspettativa ho prioritariamente quella che tutto quello che abbiamo vissuto in questo anno e in parte dell'anno precedente possa essere tesaurizzato e possa averci insegnato davvero qualcosa. Cioè il mio timore è quello che possa ritornare tutto allo status quo ante, ma come tutte le grandi rivoluzioni, grandi cambiamenti, ci potrà essere soltanto un momento per cercare di restaurare, ma poi andrà tutto verso un reale cambiamento. La mia aspettativa è quella di trovare lungimiranza, visione nelle amministrazioni, nella mia amministrazione, nel mio personale, docente, ATA e in particolar modo negli studenti. La mia grande aspettativa è quella di avere degli studenti sempre più consapevoli, autentici e mai vittime del sistema, ma sicuramente cittadini attivi. Per fare questo sicuramente ci vuole una chiave di cambiamento nel modo di essere e quindi di fare scuola.